Simone Di Paola, segretario del Partito Democratico. Allora, parliamo di queste primarie che saranno la settimana prossima, si svolgeranno anche qui ad Agrigento e che vedrà insomma personalità presenti, tra cui la Chinnici che diciamo è la candidata alle prossime elezioni regionali. Le primarie per la scelta del candidato alla presidenza della regione sono una straordinaria opportunità per il nostro partito, per il centrosinistra, per il campo largo progressista, perché per la prima volta viene chiesto non all'interno e nell'oscurità di una stanza, ma ai siciliani, ai nostri elettori, ai nostri militanti di scegliere il candidato presidente della regione. Quindi sarà una selezione dal basso, assolutamente che non ha eguali, perché non è mai accaduto in Sicilia che si scegliesse il candidato presidente della regione in questo modo. Il 23 luglio i siciliani saranno chiamati a votare e a scegliere il loro candidato presidente della regione. È necessario, la ringrazio per l'opportunità, è necessario registrarsi entro il 21 luglio al sito www.presidenziali22.it per poter votare, e poi si potrà votare sia online che in presenza nei 4 seggi di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata. Noi abbiamo scelto come Partito Democratico la candidatura dell'onorevole Caterina Chinnici, che è una candidatura di assoluto rilievo, di prestigio personale, professionale, di altissima riconoscibilità politica, che ha un percorso, un background culturale e politico di assoluta affidabilità. La presenteremo in provincia di Agrigento martedì prossimo, il 12 luglio alle 19 al Madison Hotel di Realmonte. Invitiamo tutti i nostri iscritti, militanti e simpatizzanti a partecipare a questo evento che apre di fatto anche in provincia di Agrigento la competizione primaria per la scelta del Presidente della Regione. Gerlando Riolo, allora un appuntamento importante che vede la Caterina Chinnici qui a Realmonte, che valenza assume anche questa presenza e come risponderà Agrigento e il territorio agrigentino? Ma noi ci auguriamo che il territorio agrigentino dia una bella risposta di presenza, di partecipazione, non fosse altro che per la prima volta abbiamo la possibilità veramente di allargare il campo non solo all'interno del Partito Democratico, ma allargarlo anche ad altre forze politiche quale 5 Stelle, quale il Movimento dei 100 Passi con articolo 1, e veramente dal basso abbiamo la possibilità di scegliere una candidatura. Noi abbiamo proposto, come diceva la Simone Di Paola, abbiamo scelto una personalità di tutto valore, di tutto rispetto, e ci auguriamo e ci aspettiamo che il territorio agrigentino dia la propria presenza e la propria scelta a Caterina Chinnici, ma è importante comunque che la gente vada a votare per celebrare questo momento di democrazia che non è facile di questi tempi. Simone, una battuta mi è d'obbligo sulla vittoria di Sciacca, una vittoria sicuramente molto contesa al photo finish, oserei dire, per usare un termine sportivo. Beh, non direi al photo finish, perché il ballottaggio è stato un grande distacco fra noi e il nostro avversario, è stata una straordinaria vittoria. Devo dire che il turno amministrativo è stato per noi a saldo ampiamente positivo in tutta la provincia di Agrigento, perché abbiamo ottenuto dei grandi successi a Sciacca, a Campobello, di Licata, dove abbiamo vinto con Antonio Pitruzzella dando seguito alla splendida esperienza amministrativa di Gianni Picone, a Cattolica Eraclea dove Santino Borsellino si è riconfermato, ma anche laddove non abbiamo ottenuto il successo che speravamo, comunque abbiamo registrato grandi consensi. Penso a Palma di Montechiaro, dove rientriamo in Consiglio Comunale dopo tanto tempo con Ugo Farulla, a Bivona dove con Carolo Calafiora abbiamo fatto una splendida campagna elettorale, conquistiamo seggi in Consiglio Comunale a Santa Margherita, e anche a Lampedusa con Totò Martello difendiamo la bandiera del Partito Democratico. Quindi credo che sia stato un ottimo turno amministrativo che conferma che il lavoro che abbiamo iniziato è assolutamente da continuare, da proseguire. C'è ancora tanto da fare, ma tanto è stato fatto, e penso che il partito sia sulla buona strada per tornare ad essere ampiamente protagonista della vicenda politica provinciale. Ultima domanda a Gerlando Riolo, ecco, sarà più presente il Partito Democratico qui ad Agrigento? Ultimamente non abbiamo visto molti spunti insomma, di discussione e dialogo, accusiamo un po' di assenza del pensiero politico del Partito Democratico. Sì, noi pensiamo e speriamo e ci auguriamo di essere molto più presenti, tra l'altro speriamo nei prossimi giorni di poter aprire una sede
delegazione provinciale con un circo di Agrigento, è fondamentale ovviamente per marcare la nostra presenza in un territorio che ha visto sempre presente il Partito Democratico in Consiglio Comunale e nella politica diciamo, locale, però che nell'ultimo periodo, come diceva giustamente lei, è stata assente. È stata assente relativamente, nel senso che non siamo presenti negli scranni di Palazzo di Città, però siamo presenti nel territorio e lo saremo molto di più quando avremo la possibilità di avere una sede e di impegnarci con tutti i nostri amici e compagni a fare qualcosa per la città, che ne ha tanto bisogno peraltro.